È guerra tra regioni e governo sulla modifica del titolo quinto della Costituzione, intervento unilaterale dicono i governatori e Zaia dice se le regioni non servono le aboliscano. Buonasera, ben ritrovati all'edizione regionale dei nostri telegiornali che questa edizione appunto si apre con gli effetti della legge di stabilità decisa dal governo, effetti che si sentono anche nella nostra regione con effetti appunto sui tagli per quanto riguarda i comuni ed è polemica anche sulla modifica del titolo quinto della Costituzione che toglie di fatto poteri alle regioni. Sentiamo il primo servizio di Federico Fusetti. Su regioni, province e comuni si stanno per abbattere altri tagli che il governo ha deciso nelle ultime ore. I sindaci, già messi in ginocchio dai continui cali di trasferimenti, ora potrebbero essere costretti a provvedimenti estremi, come spegnere l'illuminazione pubblica. Lo Stato si riprende così dalle regioni le competenze su turismo e commercio e scatta l'operazione cieli bui. Il governatore del Veneto, Luca Zaia, dalla conferenza delle regioni in corso a Roma, lancia una provocazione. Se le regioni non servono, si abbia il coraggio di chiuderle. Il presidente della provincia di Venezia è anche sindaco di San Donà di Piave. Per lei spegnere le luci è una sconfitta e soprattutto un problema sul fronte della sicurezza. Non è così facile parlare di sicurezza e poi mettere a buio le strade, una sicurezza che non è dettata solo dal problema di incontrare qualcuno che può fare qualche gesto inappropriato, ma è anche quello di girare con una bicicletta e magari non vedere un fosso. Critica la posizione dell'ANCI che raggruppa tutti i primi cittadini d'Italia. Dal Veneto parte un segnale forte di ribellione. Stiamo arrivando veramente alla conclusione di una vicenda di rapporti tra Stato ed enti locali molto dolorosa dal punto di vista economico, ma anche molto dolorosa sul piano normativo. Perché insomma ieri siamo stati ascoltati in audizione, però non abbiamo avuto nessuna opportunità né di fare proposte né di condividere un percorso per quanto riguarda la diminuzione della spesa. Non tutti gli amministratori però vedono nelle scelte del governo Monti l'obiettivo della protesta. Lo sceriffo di Treviso, ora vice sindaco, sottolinea le responsabilità del passato. Monti ha avuto in eredità questi 3 anni di non governo. E quindi è corso ai ripari, perché per gli anni passati si sono sperperati miliardi e miliardi dei cittadini e adesso bisogna tornare ad essere formiche e non cicale come il tempo passato. Pochi mesi fa i sindaci sono scesi a Roma, ora sono pronti a nuove azioni di forza. Credo che ci sarà una reazione molto forte da parte dell'ANCI e a partire dall'assemblea della settimana prossima a Bologna.